Al Collegio dei Filippini di Agrigento si è svolto un incontro tra i sindaci delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, per tentare di diventare un'unica massa critica e sollecitare il completamento dei lavori delle strade statali 189 e 640. Non credo che ci siano più le condizioni per attese o comunque interlocuzioni intermedie, ora con il governo della regione, ora con la commissione legislativa all'ARS, ora con ANAS. Qui siamo di fronte ad un'emergenza sociale ed economica che non può che essere risolta dall'unico che è competente al riguardo e che è sovraordinato rispetto alla stessa ANAS, che è il Ministero delle Infrastrutture, con il quale va avviata una soluzione che non ci faccia dire che dobbiamo scontrarci con le norme esistenti. Qui bisogna forzare il blocco, di fronte ad una condizione che è emergenziale bisogna rispondere con soluzioni che si attagliano ad una condizione emergenziale. Abbiamo un capoluogo di provincia che è totalmente tagliato fuori, come Agrigento, per via della 189 con una volta 11 semafori, oggi probabilmente sono quasi la metà, ma sempre una condizione assolutamente di insicurezza oltre che di impercorribilità più generale con tempi non compatibili. E così vale per la 640, quindi all'emergenza ormai i sindaci dicono si risponda con l'emergenza. Noi riteniamo che a questo punto le colpe debbano essere ripartite equamente tra tutti i soggetti coinvolti nell'ambito dei lavori della 640, ovvero in primis Empedocle 2 e quindi la CMC, ma anche ad ANAS e a questo punto il Ministero delle Infrastrutture, in quanto dovevano espletare un'attività di controllo che evidentemente non hanno saputo e non hanno potuto espletare, se il risultato finale è stato quello del fallimento di una cooperativa, ricordiamo la quarta più importante in Italia, con lavori per miliardi di euro, commesse per miliardi di euro sia in Italia che all'estero. Pertanto la CMC sicuramente è la prima imputata sotto questo punto di vista, in quanto sta penalizzando fortemente un territorio che riguarda non solo una parte interna della nostra regione Sicilia, ovvero quella del comprensorio nisseno, ma anche quella dell'agrigentino e del palermitano. Il dramma non è rappresentato solo dai disagi vissuti dai cittadini che percorrono con difficoltà queste strade, ma lo è soprattutto dalla sofferenza causata a centinaia di operai per il mancato pagamento della CMC attualmente in crisi. Questo dramma della 640 ma anche della 121 e 189 ha messo in ginocchio un intero tessuto economico, perché molte ditte fornitrici della CMC che hanno appunto creduto nel progetto di riammodernamento dell'assetto viario importante della nostra provincia sono in ginocchio, perché sono creditrici, molte aziende sono addirittura fallite, altre sono lì per farlo, quindi è un fenomeno sociale molto importante e che deve essere attenzionato e risolto nel più breve tempo possibile. Mi si diceva da parte di qualche rappresentante delle aziende coinvolte che si parla quasi di 5.000-6.000 lavoratori, quindi aziende che hanno avuto una loro storia, che hanno lavorato per anni facendo grandi sacrifici e che nell'arco di qualche mese hanno visto perduto tutto il loro patrimonio. Quindi ci vuole un'azione forte da parte dei sindaci, da parte di coloro i quali rappresentiamo queste comunità, e soltanto mettendoci tutto insieme possiamo far voce unica nei confronti di chi, a partire da ANAS ma soprattutto anche dal Ministero per le Infrastrutture, possa darci tempi certi sulla soluzione di questi problemi. Quale soluzione intendete proporre per risolvere appunto questo problema? Il problema è gravissimo e a mio avviso è anche di difficile soluzione se non si interviene direttamente col Ministero e con l'ANAS. Abbiamo fatto diversi incontri. I danni che ha arrecato la CMC in Sicilia sono enormi. Gente che si è consumata, attività produttive che hanno chiuse. Ora diciamo basta, siamo risentiti. Noi abbiamo consapevolezza della gravità della cosa, siamo stanchi di fare incontri che sono improduttivi. Noi pensiamo, almeno ritengo, che dovrà venire fuori questa linea.
di coinvolgere le prefetture di Palermo, di Agrigento e Caltanissetta, fare scendere interlocutori che abbiano disponibilità e abbiano capacità di decidere, perché è inammissibile che questi lavori, cantieri di 60 km aperti, i cui lavori sono fermi o camminano a relento, subappaltatori che si consumano, operai che non vengono pagati, attività produttive che vengono consumate e noi stiamo a guardare. Allora è necessario un intervento forte da parte della prefettura e noi sindaci messi in prima linea, perché questa vicenda va chiusa, e va chiusa come? A mio avviso con la risoluzione del contratto.